e procediamo con il portavoce del Presidente Regione Liguria, Giovanni Toti. Jessica Nicolini. È un piacere essere qui e ho apprezzato molto l'intervento dell'onorevole Gaia Cavo, che è anche un'amica, perché punta un tema fondamentale che è quello dell'indipendenza economica. In questo libro, che non vedo l'ora di leggere, ci sono delle donne che ispirano. A me ispirò mia nonna, una donna con 7 figli che non ha mai lavorato, nel senso ha lavorato per crescere i suoi figli, e mi diceva sempre: mi raccomando, lavora, devi avere una tua casa, non devi dipendere da nessuno. Io avevo 12 anni, 15 anni, non lo capivo. Adesso mi rendo conto della forza e della potenza di una donna che mi ha ispirato così nelle sue tradizioni, ma anche così moderna nel offrire un valore così importante, quello dell'indipendenza economica, pur non avendola vissuta in prima persona, perché purtroppo tantissime donne non potevano neanche scegliere quello che noi dobbiamo lottare, fare in modo che le donne possano scegliere di lavorare e di non lavorare, ma che non debba essere una scelta obbligata dalla società. Una piccola parentesi personale, perché quando mi dicono appunto chi è la donna che ti ha ispirato, io penso sempre a mia nonna Pina, che purtroppo non c'è più. Parentesi, apriamo invece l'argomento di oggi, che è appunto la nostra presenza qui a Sanremo. La vostra presenza, ma anche la nostra presenza, Regione Liguria ha deciso di esserci e di portare il messaggio importante contro la violenza sulle donne, e di farlo con l'arte, con la cultura. La città Telaria abbiamo portato Artemisia, che è un'altra donna che potrebbe essere in questo libro, perché lei con il suo coraggio è stata una delle prime donne a lottare per l'emancipazione femminile, la prima donna che è entrata nell'Accademia di Pittura, certificata pittrice in un mondo che era tutto degli uomini. Forse anche Orlando, che ha lavorato questo progetto con noi, forse vi può raccontare di più di questa sua vita così appassionante e così coraggiosa, è un esempio per tutti noi da seguire. L'abbiamo portata all'Ariston, un luogo non molto, magari potrebbe sembrare non adatto a questo tipo di esposizioni, e invece lo è stato. Tanti cantanti, tante donne, ma anche tanti uomini ci stanno aiutando a portare questo messaggio. Non so se avete visto Fiorella Mannoia, Il Volo, oppure anche delle cantanti più giovani, Emma, in tanti ci stanno aiutando a portare questo messaggio. Questo per dire che ogni occasione è buona, ogni strumento è buono, gli strumenti come un libro, gli strumenti come i social, gli strumenti e i palcoscenici importanti come il Festival di Sanremo. Quindi noi vi supportiamo e supportiamo tutte le donne e gli uomini che vogliono portare avanti questa battaglia culturale, come diceva Ilaria, è la cultura che dobbiamo cambiare a questo paese, ma grazie a persone come voi, ad associazioni come voi, piano piano ce la stiamo facendo e noi ci siamo. Grazie. Io ho avuto già 2 assist, nel senso che la nonna, noi tutti, perché noi tutti possiamo essere i modelli dei nostri ragazzi, dei nostri figli, dei nostri bambini. Quindi siamo noi in realtà, con la nostra vita di tutti i giorni, che possiamo dare modelli, al di là delle parole che si dicono, essere modelli. Quindi anch'io, nonna, mamma, sono tutte pioniere, no? Si diceva l'anno scorso, sono proprio loro, le donne che ci hanno allevate. Un altro assist, tra le altre cose, mi è venuto in mente che è la settimana anche esterna, le discipline esterne. E allora c'è qualcuno che mi fa così, io ho una grandissima amica che poi chiamerò, perché lei ci può parlare delle discipline esterne, di come una donna può arrivare anche a grandi vette, diciamo, nelle discipline esterne, che sono un po' ancora, insomma, in mano agli uomini. E adesso ti lascio, perché c'è un'altra figura importante. Dai. Bene, siamo con un'altra ospite, quindi Jessica Nicolini, coordinatrice politiche culturali Regione Liguria. Parliamo della nonna, perché ci hai estasiato insomma con questo affetto, questo sentimento, e insomma di come hai parlato della nonna come esempio, come figura.
Dicevamo l'importanza degli esempi di donne da seguire, dei valori che trasmettono, delle donne da cui essere ispirati, le pioniere della vita delle persone. Nel mio caso appunto è mia nonna Pina, mamma di 7 figli, che però mi ha sempre spinto all'indipendenza economica, all'indipendenza mentale, di non dipendere da nessuno se non da me stessa. Mi ha anche detto che nella vita è importante avere le radici ma anche le ali per volare, quindi sono degli esempi importanti e dei messaggi, dei valori importanti che rimangono dentro e che come mamma di un maschio, di un bambino di 9 anni, provo a trasmettere, perché come si dice in questi casi, non proteggere tua figlia, educa tuo figlio. Infatti parlavamo di un cambiamento radicale prima con Ilaria Cavo, appunto, cambiamento radicale, la cultura del rispetto. Noi oggi siamo con Alessia a presentare, Alessia Cottaramosino, a presentare questo libro 100 donne vestite di rosso, quindi un esempio di libertà anche questo libro. Ringraziamo Alessia per il suo impegno quotidiano in questa battaglia culturale e questo libro nell'esempio, ma sono tante le iniziative che come Regione Liguria sosteniamo della sua associazione 100 donne vestite di rosso. L'esempio è importante, le iniziative sono importanti, tutte le occasioni e tutti gli strumenti sono fondamentali per portare avanti questo messaggio e questa battaglia culturale di libertà delle donne, perché la libertà delle donne è il primo elemento che serve per combattere la violenza sulle donne, appunto. Bene, quindi ringraziamo Jessica Nicolini e quindi ci troviamo poi alla firma del libro. Assolutamente sì, e invito tutti ovviamente a comprarlo, grazie. F Festival. F Industrial.